Everybody moving. Senz'altro. Everybody moving. Senz'altro. Everybody moving. Senz'altro domenica è il podcast di Radio Bella e Monella con Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Buon ascolto! Ciao persone! Bentornati a Senz'altro Domenica! Siamo sempre Marco, Pippo e Gaetano. Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Sì, siamo qui per tenervi compagnia un paio d'ore. Dalle 10 alle 12. Esatto, sulla radio più bella e monella di tutte. Che è anche l'unica, per cui... No, mamma che precisino stamattina. sì. Anche questa domenica tanti ospiti. Vabbè, sempre i soliti ospiti. Ma come sempre i soliti Gae. Ci sono quiz, rubriche. Speriamo anche tante risate in compagnia. Speriamo. Sì, però Gaetano, però che no, critico. ma cioè, veramente... Stai affossando il clima della trasmissione. Sembra un inizio funereo. Cosa c'è? Ma niente. Ti vedo nervosetto. Io nervosetto? No. Dai, ormai ci conosciamo e sappiamo riconoscere quando sei nervosetto. Sì? Cosa c'è? No, niente. Qual è il problema? È che oggi è... Dici. Oggi è Oggi è l'ultima puntata. Ah, e ora? Ma come, non siete tristi? Ma no, perché? E perché no? Perché torneremo a settembre, Ma davvero? Ma sì! certo. Ma sì, torniamo a settembre! Ma c'è la pausa Bellissimo! estiva. Ma io non lo sapevo, bellissimo! Aspetta, posso chiamare subito mia mamma? Glielo devo dire. La chiamo subito, aspetta un attimo. Nel frattempo che Gae... Mamma, ciao, so Gae! Come Gae chi? Complimenti alla mamma. Nel frattempo, mentre Gae avvisa a casa, noi godiamoci queste 2 ore in compagnia con i nostri ospiti, le nostre rubriche, i nostri quiz. Ma soprattutto saranno 2 ore di leggerezza in compagnia mia, di Pippo e di Gae, che finalmente ha smesso di telefonare a tutti i suoi parenti. Cosa hai detto tua mamma? Che è contenta che torniamo a settembre e che spera tanto che un giorno io possa trovare un lavoro vero. Impossibile. Nel frattempo godiamoci Senz'altro domenica! A Radio Bella e Monella la domenica mattina c'è un ospite costante a inizio puntata, ormai da tempo, che noi ringraziamo per essere qui veramente con noi ogni domenica, l'assessore Ciano Continna. Ciao persone! Benvenuto assessore, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia fin dall'inizio. Grande costanza è la sua. Vi ringrazio per le vostre parole di stima, sono odorato ragazzi. Onorato semmai. Di cosa si sta occupando ultimamente, assessore? Guarda, sto seguendo un progetto mio imprenditoriale, una cosa nuova. Sai quando che hai un'idea e non sai mai se è un colpo di genio o una bueada, diciamo. Guardi, non serve tradurre tra l'altro. E conoscendola non avrei neanche il dubbio. Beh, sentiamola da sua. Praticamente voglio entrare nel mercato delle stampanti 3D con una linea tutta mia. È un mercato in evoluzione. Sì. Ma lei ha già in mente un progetto? Senz'altro. Allora, il processo industriale si compone di 3 fasi. Ah, quindi è già il business plan. A. Acquisto materia prima. Praticamente me compro una stampante 3D. Beh, interessante. B. Produzione. Come stampante 3D che ho comprato, stampo una stampante 3D così che ne godo, capito? No, così ne ho 2. No, che certo, non credo che funzioni. Aspetta, che 2 stampanti 3D, arriviamo a 4 che ne stampo ancora e avanti così. Continua a stampare stampanti 3D. Senz'altro. Ho calcolato che in mezza giornata riesco a stampare una 50 di stampanti 3D. No, aspetti, assessore, io non voglio disilluderla. Ascoltami. Fase C, distribuzione e vendita. Con una stampante 3D che mi tengo in ufficio, mi stampo un'app cross, no? E mi metto per strade tipo gli ometti che ha il camietto che vende anfore, gatto presente. E mi vendo le stampanti 3D. Cioè lei si fa un camietto di lo stampo. No, io credo che sia un po' confuso, assessore. Ho già fatto il business plan, ho anche il nome della ditta, Canon. Ma esiste già? No, è mia l'accento su Ose, Canon. Perché so uno fumato può avere un'idea del genere. Beh, secondo me funziona, ragazzi. Siete voi, Gaetano, te ristampo anche a te, te faccio 10 cm più alto. Ma per piacere. Guardi, rimanga con noi anche adesso, perché so che ha scritto un discorso in occasione dell'ultima puntata di questa stagione. Senz'altro, e momenti vado senz'altro a leggervelo. A Radio Bella e Monella sta per andare in onda il primo discorso di un politico stampato con una stampante 3D. Senz'altro. Il discorso o il politico? Non lo so. Spero il discorso, ma credo il politico.
Oh caro, essere presenti quest'oggi e quest'ultima puntata di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio a Radio Bella e Monella. L'ultima puntata, però ritorniamo a settembre. Ah, sì, C'è una piccola pausa Sì, estiva, sì. adesso abbiamo diritto a un po' di ferie anche noi. Mi o no? aveva detto tua mamma che magari c'è ma prima. Ah, che ok, non mi lasci piace. stare che non vogliamo indagare perché era con la mamma. Radio Bella e Monella, una a radio che ha dato molto al nostro territorio. Una radio, non a radio. Che senso? Oppure un apostrofo. Ma che un apostrofo? No, si a dice radio. un. Esatto. Vabbè, vado avanti. Questa a radio che ha dato molto al nostro territorio, che vive sul nostro territorio e opera in del nostro Territorio. Sensate. È inutile nascondersi dietro a un pitto. Dito. Sì, beh, forse è più semplice anche perché dietro un pitto Potrebbe scappare, scappa dappertutto. Tacchino, esso scappa. Piacere, esso scappa. assessore. Per troppo tempo la crisi economica è stato il capro respiratorio Espiatorio. degli successi di molte emittenti. Ma poi incontri realtà come questa e pensi che forse c'è un equivoco su sta crisi, un qui qua. Qui pro quo. Perché chi offre qualità a onore del vetro lavora e lavora bene. A onore del vero. Vero. Vabbè, vetro, parliamo in italiano, ragazzi, dai, per piacere. No, ma siamo in è una vero, a è radio. vero, è vero, non è. Parliamo in italiano, siamo in una a radio, va bene? Allora voglio spezzare un'arancia. Certo, fai una spremuta. Esatto. Dai. A favore di questa radio che ha il coraggio di rinnovarsi, creare sempre nuove idee per il suo pubblico. E concludo, dolci nel fungo, Dolcissimo. senz'altro, citando le parole che mi disse la mia maestra dell'asilo anni che fu. Tanto tempo fa. Lasciami finire. La mia maestra dell'asilo anni che fu. No, ma io non volevo correggerla, ma dico tanto tempo fa perché magari qualcuno a casa ci Ma segue e dice. lascialo parlare. Ma cosa vuol dire anni che fu? La mia Dice- maestra dell'asilo era giapponese, anni che fu. Vedi, scusate, errore mio, anni che fu, non pensavo fosse giapponese. Anni che fu, un giorno. Scusi, cosa significa? La mia maestra dell'asilo giapponese tanti anni fa, Ah, anni che no. fu, un giorno mi ciappò in disparte, mi guardò sul muso e mi disse: Ma per piacere. si ricordi assessore Ciano Ma Conti? va, ma dai, ma la chiamava assessore Gianno Contin già all'asilo. Esatto. Ma che asilo ha fatto? Boh, era sta l'asilo politico. Dai, ormai. l'assessore vada. E mi dice sempre: ricordati che l'arbitro non fa il monaco. No, grandi no. parole, grandi No, parole. grandi parole ma sbagliate perché l'abito non fa il monaco. No, l'arbitro non fa il No, monaco. è l'abito non fa il monaco, è un modo di dire per dire che come Gaetano. sei vestito non dice chi sei. Gaetano ragiona. L'arbitro quando ha la partita La domenica. è domenica, il monaco quando fa la messa. La domenica. E ora l'arbitro non fa il monaco, o sei in campo o sei in cesa. Dai, andiamo. Grazie al nostro assessore Ciano Contin. Ciao amici, ciao persone. Di solito senz'altro domenica questo è il momento del quiz. Fico, c'è il quiz. No, fico proprio no. Ma questa Fico volta c'è una novità, Gaetano. proprio. Non hai preparato il quiz. L'ho preparato, ma è diverso dal solito. Ma che novità è? Scusami, è sempre è un diverso. quiz, è sempre un momento che io non riesco a sopportare. Non ti preoccupare, questa volta Stai tranquillo, amico mio. performerai alla grande, Gaetano. Sicuro? Perché sarà uno straordinario gioco. Potete partecipare anche voi da casa, ma soprattutto voi, Marco e Gaetano, vi sfiderete nel botta e risposta. Botta e risposta, Certo, mi piace, guarda, mi piace. Le botte te le do io, Pippo, guarda, però. Allora, partiamo con un botta e risposta su paesi veneti che iniziano con la C. Comincia Marco. Forza. Cinto Cao Maggiore. Bravo. Chirignago. Sì. Cadoneghe. Sì. Siamo qui. Cassavio. Cassavio. Veneto, c'è, Cassavio. Castelfranco. Sì. Castelfranco. Sì. Castelfranco Veneto. Ma cartellino giallo, Marco. Cincinighe. Cencenighe. 3, 2, Cao Maggiore. l'hai già detto. Guarda chi l'ha detta. Il primo round lo vince Marco. Secondo botta e risposta su personaggi famosi nati in Veneto. Comincia Gaetano. Vai. Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Bravissimo Marco. Bartolomeo Cristofori, inventore del pianoforte. Grandissimo Gaetano. Giovanni Battista Belzoni, grande archeologo. Non vale più attingere dei nostri spettacoli. Vai, forza. VIP nati in Veneto. Marco. Antonio Vivaldi, l'inventore della pizza a 4 stagioni. Bravissimo Gaetano. 3, 2, 1. No. Roberto Baggio. Ma il tempo è scaduto. A parte che tu hai detto la perla in chiusura, ma era Lo so, volevo- il tempo, Gaetano. Potete rifare su questo. Parole venete con la lettera M. Comincia Marco. Vai Marco. Marzo. Sì. Mese dopo, prima di aprile. Sì, Io Gaetano. direi anche Mona, nel senso tanto è universale. ottima Marco. Masaro, maschile di Oca. Complimenti Gaetano. Marmeotto. Bravo. Mona. Sì, L'ha già l'abbiamo detto. L'ha già
detto. Ma aspetta, Marco intendeva nell'altro senso. No, però scusa, Io non volevo essere volgare. Ma non è corretto! E anche questa volta Ma chi vince Marco? Ma perché? Ma scusa, io prima ho detto la stessa cosa. Vabbè, guarda, dai, vado via. Bella Monella si tinge al femminile e accoglie la nostra prossima ospite. Elsa Fagin con la rubrica Lovely Elsa. Buongiorno a chi Elsa, ci buongiorno. ascolta, ma soprattutto. Sì, cosa? soprattutto. Sì, soprattutto. Cosa, Elsa? Pippo, Cosa? lascia stare, Soprattutto mi viene già No, nervoso, non capisco qua parla. No, lascia stare, non indagare, sai che ha tutto un linguaggio tutto suo, Sì. però sa entrare in contatto con i cuori delle nostre ascoltatrici. Certo. Le nostre ascoltatrici care sono piene di domande, ma molte ci chiedono informazioni su di voi. Addirittura su di noi, cioè su... Momento hot. Sono molto curiose e allora ho preparato 3 domande per voi. Ok, Inizio va bene, da Gaetano, sei pronto? Sì, Bene, seconda domanda, stavolta per Pippo. ma la domanda era per me. E Ma- ti ha chiesto se sei pronto nella sua testa. Secondo me quella era la prima domanda, capito? Sì, ho capito, ma vabbè. Bisogna entrare nella sua mentalità. Prego. Domanda piccante per te, Pippo. Sì. Hai mai fatto un selfie nudo o comunque vestito? Scusa, non ho capito, nudo o vestito? No? Ah, oggi scopriamo un lato nascosto del nostro Pippo. Non ha risposto, Elsa. E ora un'ultima domanda per il nostro Gaetano. Ti secca se ti chiamo Gaetano tutto intero? No, Elsa, mi chiami come vuoi. Benissimo, e ora passiamo alle domande delle nostre ascoltatrici. Ma scusa, ma non ci ha chiesto niente di preciso. Fidate, va meglio così che non. Oh, oggi ci scrivono Grazie a Graziella e No, non lo dica, non lo dica. e Loretta. Ah, ok. Che di solito grazie, Graziella e Loretta, e Loretta. Leggi la mail, Gaetano. Allora, le scrivono: cara Elsa, siamo 3 amiche. Loretta è la più bella, anzi direi che è stupenda, mentre noi 2 siamo bruttine. E quando usciamo fuori, tutti i maschi aitanti vogliono conoscere lei e non noi. Secondo lei è una cosa normale? Che dire, grazie a Graziella e Loretta, no, e grazie al cazzo. No, Elsa, è meglio che chiudiamo qui la sua rubrica. Allora, grazie per essere stata con noi, grazie alle nostre amiche. Grazie a Graziella e Loretta e Loretta. Ok, arrivederci. In questo percorso a Senz'altro Domenica abbiamo voluto conoscere la famiglia in cui eravamo entrati, no? Radio Bella e Monella. Abbiamo intervistato uno alla volta i componenti di questa famiglia, li abbiamo conosciuti meglio. Il primo che è venuto a trovarci è anche l'ultimo che torna. Perché? Perché è l'ultimo che torna? Perché avevamo lanciato un contest, no? Nel quale si dovevano dire delle barzellette. Esatto, si chiamava Marco e Pippo De Cretino. No, Esatto. decretino. Essendo una barzelletta, abbiamo giusto. premiato il più, come dire, cretino. Esatto. non Il in più senso decretato, il più decretato. E quindi abbiamo premiato, signore e signori, rullo di tamburi, il vincitore è Andrea Ferrara! Grazie, troppo gentili. Sai che me l'aspettavo un po'. Non so perché. Probabilmente perché avete ritirato l'assegno che ho fatto. Sono cose bellissime. Quello ci è piaciuto più della barzelletta. Molto. Sì, grazie. Pensavo un po' di più, però dai, anche 3.000 euro a testa vanno bene. Andrea, oggi tu vinci questo premio, tra l'altro poi ti verrà pure consegnato un premio, però tu vuoi omaggiarci oggi di una nuova barzelletta, perché non solo vinci ma vuoi stravincere. Perché io qui ho il librone barzellettone, che è un must, come la Bibbia. Noi apriamo a caso, non c'è bisogno di scegliere. Apriamo a caso, scelgo a caso e casa leggo non lo questa. sa, ma è veramente aperto a caso. Guarda, aperto a caso, devo riaprirlo a caso, perdonami. Sì. Allora, consegna 10 giorni al soldato Sappi Daniele che mangiando la pasta dell'esercito sputava sentenze contro la cucina del signor reggimento. Sputava sentenze. Allora dai, un'altra perché forse questa un'altra. E questo è quello che ha vinto. No, infatti per quello forse è meglio. Vai, no, ma proviamo perché con è un'altra. Colpa del librone. Aprendo a caso, prego. Un'altra volta, allora. Vai. La fidanzata stanca di aspettare. Ma insomma, quando ci sposiamo noi due? Non appena ti danno le carte. Oh caro, vuoi dire i documenti? No, le carte di 10.000.
questa è più sottile, questa è più sarcastica. Sì. Benissimo, io non farei la terza perché rischiamo di... No. Diciamo Però- anche che questo libro non è stato più ristampato, poi non si sa perché, ma comunque funziona. Allora, al di là del libro, però dobbiamo dare il premio al vincitore del nostro concorsone e il premio è il nostro cappello. Andrea. Il cappello, Andrea, dove c'è scritto El me capeo teoria, che tradotto significa... Vorresti, vero tu che sei qua sotto al sole con me a soffrire dal caldo, avere anche tu il mio cappello? Questo vuol dire. Tutto in 4 parole. Tutti in 4 parole, perché questa è un po' la nostra linea Veneto for Dummies, che vuole insegnare a chi Veneto non è anche delle parole utili per poter sopravvivere in questo territorio. Grazie. Integrarsi. Lo terrò come una reliquia. Bello. Molto bene. Grazie ad Andrea. Un'altra volta a vincere con le barzellette non lo farò mai. Quindi insomma, ci sta. Questo è vero. Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, sempre qui a Senz'altro domenica. Marco, cosa hai preparato questa volta? Stavolta vi stupirò io, perché visto che a voi due piace tanto fare i giochi, ne ho preparato uno io. Bello. Ma bello, aspetta di vedere, di sentire perché Senti, se sono però- come i tuoi... Senti però, perché noi amiamo tanto il dialetto veneto, ma vogliamo dimostrare anche quanto siamo colti, no? O meglio, vogliamo compensare l'assenza di italiano di Pippo. Bravo, Di Pippo, ma poi tra l'altro Pippo. bisogna dire una cosa, perché Veneti si sente, ma che siamo colti non lo so. Questo No, questo siamo colti spesso sul fatto, come si dice in questo caso. Oggi ho selezionato con questo gioco delle parole difficili, ma che hanno un significato in italiano. Ok, scusa Marco, ma se sono difficili magari non indoviniamo il significato. Ma avendo preparato io il gioco, so io cosa significano. Quindi almeno 1 su 3 farà bella figura. che sembra avere un senso, Pare devo dire. Sembra un sì. vero senso. Quindi adesso io vi dirò una parola difficilissima ma italiana e voi dovete scegliere quale tra i significati che vi proporrò è quello corretto. Ci siete? Ok. Vai. Allora partiamo dalla prima. Epitalamio. Non so neanche a leserla. L'epitalamio. È un canto nuziale, una modalità di imballaggio della paglia o un saluto greco che significa sono felice di rivederti. Saluto greco che significa sono felice di rivederti. Io dico canto nuziale. E Gaetano che è quello che parla più in italiano, ha indovinato. Sì. Anche che è un perché canto nuziale che fa così. Epitalamio. No, è un componimento in onore degli sposi. Tra l'altro, Gaetano, a settembre ti farebbe un epitalamio. Epitalamio, non vedo l'ora. Che non so se hai capito che però epitalamio è simile a epitaffio. Sì, Ok, che il Anche senso il è quello, significato il passaggio potrebbe- veloce. Esatto, sentite questa, eteroclito. Vabbè, facile. Eteroclito significa strano, stravagante, oppure ammirazione di persone dello stesso sesso o dicesi di persona vissuta nell'antica Grecia. Cos'è l'eteroclito? Strano stravagante. Anche io direi strano stravagante. E avete indovinato entrambi! Avevo sempre detto che Gaetano era un po'. È molto eteroclito, ma avete indovinato. Bene, adesso andiamo con querulo. Che posso pareggiare. Querulo è lamentoso, parte in ombra della casa o sinonimo di montanaro. Lamentoso, sicuro, lamentoso. Lamentoso, bravi. Lamentoso, bravi. querulo, sì. Come facevate a saperlo? Sei querulo. Oiga de querularmi. E adesso finiamo con questa parola. Onusto. Onusto. persona. No, L'onusto non è una brua persona. L'onusto è un oppresso, gravato di un peso. È il figlio maschio della locusta o significa prossimo ad arrugginirsi? Onusto io potrei dirti che secondo me è oppresso gravato di un peso. Prossimo ad arrugginirsi. E indovina Gaetano! È proprio oppresso gravato di un peso. Bravi ragazzi, bravi. Adesso che ho perso mi sento onusto, ragazzi. La prossima volta facciamolo in dialetto sto gioco, che però è se queste, Ma dai. basta lamentarti, Pippo, sei davvero querulo. Oiga, onusto. A Senz'altro domenica abbiamo una storia in sospeso, quella del grande Sandro Salsarosa. Esatto, per parlarcene speriamo stavolta sia la volta buona. Torna a trovarci il maestro Alberigo Fuffa. Grazie abitanti del pianeta Terra, il ciclismo è uno sport di sofferenza, dualismi eroici, campioni leggendari ed è per questo che oggi parleremo del più grande calciatore di tutti i tempi, Sandro Salsarosa. Secondo solo ad altri 3 o 4 atleti del calibro del campione della prima gara di salto in alto con l'asta senza l'asta. È possibile? Eh sì, perché lo sport non ebbe grande successo, ma l'unico partecipante di quella gara, Rodrigo Mattarello, diventò subito il preferito di tutte le donne. Perché? Nel 1985 Sandro Salsarosa scoprì che il fiume Mississippi è più lungo del fiume Po di almeno 9 lettere.
lettere. Super giù. Genio. L'anno dopo trova lavoro presso un panificio a Londra gestito da un certo Peter, il famoso Peter Pan. Ma il suo capo inizia a drogarsi, lui di conseguenza diventa un tossicodipendente. Le facciamo tutte. Ci mette 10 lunghissimi anni a disintossicarsi, ma quando ne esce è pronto per la sua rivincita, perché nell'aria c'è quel profumo di riscatto, come dicono gli inglesi, sito sta T, Non credo fosse riscatto quell'odore, secondo me c'è qualcos'altro. Sandro Salsarosa ha in mente di diventare un grande atleta e ci riuscirà, quant'è vero che i terrapiattisti festeggiano la Pasqua con le tavolette di cioccolato. Giusto, e non con le uova. No, giusto, è coerente. No, è coerente. La stessa grande determinazione che ha caratterizzato un altro grande sportivo veneto, Tony Treschei. Guardi maestro, non si perda perché? come al solito. No. Stiamo su Sandro Salsarosa. Vabbè. Solo per dirvi però che la grande storia del mondo si intreccia subito con la storia di Tony Treschei. Il giorno dopo la sua nascita, il 21 settembre 1964, Malta si stacca del Regno Unito, ma Malta si stacca anche dal soffitto della vecchia e fatiscente casa di Tony Treschei, andando a colpire il bimbo ancora in fasce. Ma Tony non parla, Tony non dice niente, Tony non si alza dalla culla per andare dai genitori e andare a lamentarsi. No, Tony decide di piangere e basta. Un giorno. E quella è la tempra di un grande campione, quella tempra che lo accompagnerà per molti anni a venire, fino a quando il suo meccanico di fiducia non gli dirà: cambia sta tempra se te vuoi con una fiesta in offerta. Sì. Ma cosa ha fatto questo Tony Treschei poi? Tony Treschei un giorno decide di attraversare la strada, guarda a destra, guarda a sinistra, ma viene investito da davanti. Non sapremo mai che sport avrebbe fatto, ma lo ricorderemo tutti col soprannome di El Sfiga. Scusi, e Sandro Salsarosa? Ne riparleremo forse a settembre. Nel frattempo però vi lascio con le parole del grande Milo Infame. Se senti un rumore di notte come un'esplosione, non agitare il piumone. Ho capito che rumore intende, maestro. Che schifo, maestro. La scorsa settimana abbiamo inaugurato qui a Radio Bella e Monella una nuova rubrica a servizio dei nostri ascoltatori che devono cambiare auto. Bravo, lui è un appassionato di motori e motori di ricerca. Cosa non riesco. vuol dire? Probabilmente uno smanettone del web. Beh, detta così, attenzione, perché potrebbe sembrare un po' strano. No, nel senso che è sempre alla ricerca di occasioni imperdibili di ok. questo. È anche meccanico e venditore di auto usato. Lui è Franco Concessionario. Salve Franco! Ciao ragazzi, siete pronti a sentire l'occasione del secolo? Certo che sì. Magari la prossima volta sto giro con so macchine che ha problemi. Non avevo dubbi. Allora iniziamo con una Fiat Scudo senza frecce. Ma uno scudo senza frecce serve a poco. Bravo. E un Ford Galaxy del 2001, tettuccio apribile, le porte purtroppo no. Le porte non si versano, ok. sono rotte. Rotte quindi. Ma con soli 150 euro in più forniamo anche una scala per calarsi nell'abitacolo dall'alto. Perché? Tettuccio apribile. Vabbè. in La qualche vera, modo ci entra. la vera occasione del giorno però è un Fiat Ducato 3 posti con cassone aperto dietro, anno 2000, soli 5.000 km. Scusi, ma 24 anno anni. 2000 e a 24 anni e solo 5.000 km. E sta macchina qua usava una signora anziana del mio paese, usava solo per andare a fare la spesa in piazza. Ma scusa, col Ducato col cassone. Ma come sei possibile? Scusi, ma non era un po' esagerato? E infatti adesso vuole cambiare, adesso ecco. prende un Hammer. Prende un Hammer. A signora piacciono le macchine grandi. Ma la vera grande occasione del giorno sono 15.000 euro a Ferrari F40 del 93 per neopatentati. Scusa, come fai a essere una Ferrari per No, un neopatentati? F40. Che manca il motore e sta fermi per forza. Ah, ecco. 15.000 comunque è una bella occasione. Ma la vera grande occasione del giorno è un Audi A4 20.000 km del 2022 a 24.000 euro. Finalmente una macchina normale. Questa sì che è una stavolta. grande occasione. Infatti già venduta. E allora cosa ce la dice? Era solo per attirare la vostra attenzione per la vera grande occasione del giorno. Sì. Fiat Duna, tinta sabbia, 3.000 euro. 19.000 km. Quanti, scusi? 59.000 e rotti. Ah, rotto. Prodotta in Brasile nel 90, importata in Portogallo nel 95, matricolata in Svizzera nel 2000, passata in Svezia nel 2003, rimatricolata in Germania nel 2006, registrata in Albania nel 2015, riregistrata in Italia nel 2022. Unico proprietario. Come sia possibile? Che ci dica Ma non è fatto? Si possibile. accetta che permuta, si accetta che Ma permuta. cosa vuol dire si accetta per? Proseguo con grande affare, soli 1.500 euro, motore ottimo ma senza specchietti, senza paraurti, senza appoggiatesta posteriori. Scusi, che fine hanno fatto? Cascai, No, che macchina è? Cascai, Cascai Tokyo per tutto, Cascai Tokyo per tutto. Pensavo la Nissan. Vabbè, ringraziamo Franco Concessionario e a mai più secondo me.
Secondo un recente sondaggio fatto tra gli ascoltatori di Radio Bella e Monella, pare che Gaetano sia il più ignorantello tra Marco, Pippo e Gaetano. Dicono gli ascoltatori. Ma lo dici tu questa cosa, non è vera, non è vera. Sinceramente il sondaggio l'ha chiesto a me. Esatto, allora lo dice lui, lo dice. Posso dire che invece anche l'ultima dimostrazione, l'ultimo quiz che ha preparato Marco, ho vinto io. È vero, lì è vero. Ma lì si parlava di italiano e quindi per Pippo era una materia sconosciuta. Allora il problema se il dialetto capivo, però non è la stessa cosa. Infatti oggi voglio misurarvi, ragazzi, con un quiz che riguarda i proverbi veneti. Il quiz si chiama Rigorosi proverbi veneti, perché si svolgerà come i calci di rigore. Bello. Io leggerò un proverbio, ma non leggerò l'ultima parola del proverbio veneto. E noi dovremo completarla. Esattamente. E anche voi a casa. Anche voi a casa. Allora parte Marco col primo calcio di rigore. Sei parte sempre Marco, vai. A pagare e morire, che c'è sempre tempo. Grande. Questa la sapevo anch'io, l'avrei segnata anch'io questa. 1-0. Gaetano, bei in fasse, brutti in strasse. Non te l'aspettavi. Cosa significa questo proverbio, Gaetano? Che quando sei piccolo sei molto bello come Pippo, poi quando cresci diventi come Pippo. Grazie. Troppo buoni, amici, troppo buoni. Marco, il tuo rigore. Do donne e un'oca fa un marca. Bravo, esatto. Sarebbe un mercato. Dice il proverbio da cui noi ci dissociamo per non avere querele e proteste. 2-1 per Marco. Gaetano, fare e desfare se tutto un lavorare. Mamma mia, c'è la a scavetto, questo era lo scavetto. E siamo pari, ragazzi. Questo era il panenka, com'è che si dice? Il rigore e scavetto, è vero. Marco, i omani se come i coppi, i se dà da bere l'uno l'altro. Sì! Vabbè, ma caspita, com'è facile! Ma ci arrivavo anch'io che non conoscevo il proverbio, era facilissimo. Io non lo conoscevo. Ma appunto, uno con cosa doveva stare? St'altro, l'altro era questo. Un po' di logica, Gaetano, diamine. Sì, ma questo non è che deve lavorare solo di logica quando fai le domande a Marco, devi lavorare di logica in generale. Andiamo sulla conoscenza. Vediamola. Sì, certo, immagino già che anche qualcuno difficile per l'ultimo rigore. Certo. L'ultimo rigoroso proverbio per te, Gaetano. Peccato confessà e il zemeso non dichiarà. Perdonà. Bravo Marco! Sono andato di logica, non lo conoscevo. Ma per piacere! Di logica. Ma per anche questa volta, perché Gaetano, sei un gran peccatore, per quello lo sapevi. Questo è vero, ma soprattutto sono un gran vincitore. Sì! Prima della meritata pausa estiva, il nostro Senz'altro Domenica non poteva lasciarvi senza la nostra rubrica preferita. Spunti a lunga conversazione, cioè curiosità da utilizzare nelle vostre conversazioni domenicali. Cosa ci racconti, Gaetano, che possiamo rivenderci e far finta di essere intelligenti? Bravi, oggi vi diremo qualche curiosità sui paesi del mondo. La prima, il Canada è il che Pippo mi insegni a essere in Canada, che adesso praticamente è presente. Lascia stare. Il Canada è il paese con più laghi al mondo. Anzi, ci sono più laghi in Canada che in tutti gli altri paesi del mondo messi insieme. Ma dai, questo non lo sapevo. Cioè, mio zio ha una fattoria vicino a un lago. Una volta il lago è esondato, gli ha allagato la stalla, è il famoso lago sul pagliaio, evidentemente. Evidentemente. Questo è tanto brutto. Sì, parecchio. No. Mio zio si stava pesando vicino a un lago, ma il lago è esondato, gli ha allagato la bilancia. Cosa sarà? Lago della bilancia. Pippo, guarda, tasi. Okay. Sentite questa, in Svizzera è illegale possedere un solo porcellino d'India. Lo ha stabilito una legge che tutela questi simpatici animaletti dalla solitudine. Quindi o ne prendi 2, 3, 4, 5, ma non uno solo. Bravo. Beh, vedi, qua noi abbiamo il porcellum. Ricordate? Esatto, sì. Lì hanno il porcellinum. Ci sta. L'Islanda è un paese così sicuro che i genitori lasciano spesso i loro bambini da soli a fare un pisolino fuori nei passeggini, mentre gli adulti fanno le proprie commissioni. Ma dai. Sì. Immagino che il problema sia che a volte si confondono e vanno via con passeggini diversi da quelli con cui sono arrivati. Da cui il detto vado a cambiare il bambino. Esatto, più o meno sì. E chiudiamo con questa curiosità. La più breve guerra della storia è avvenuta tra Zanzibar e Inghilterra nel 1896. Zanzibar si è arreso dopo 38 minuti. No! Beh, che comunque sono 38 minuti di troppo. Bravo. È vero. Amore, devo partire per la guerra, il treno tra 40 minuti. 40 minuti? Speriamo te lo rimborsino.
In questa puntata abbiamo parlato di proverbi veneti con rigorosi proverbi veneti, sì, di cui ho perso proprio malamente alla fine l'ultimo calcio di rigore, ma abbiamo parlato anche di curiosità dai paesi del mondo. Io ho preparato un quiz sui proverbi del mondo. Ma sei un genio! Adesso te ne accorgi che sono un genio. Quindi tu hai collegato tutti i punti. Bravissimo. Sei lo Steve Jobs del trio. Grazie. Io ho collegato il proverbio, naturalmente è un detto popolare che condensa un insegnamento tratto da un'esperienza popolare. Ce ne sono tantissimi, no? Più o meno famosi, tipo chi la fa la faccia dentro. L'ho letta in un bagno sull'autogrill. Ecco. Oppure chi va piano va sano e viene tamponato poco lontano. Cioè cose del genere. Più o meno famosi. Ma per assaggiare la vostra conoscenza in materia ho preso dei proverbi appunto anche stranieri che però lasciano un grande insegnamento. Il primo: assicurati che la candela sia accesa prima di spegnere il fiammifero. Antille, Nicaragua o Romania? Beh, direi Romania. Antille, risposta esatta. Perché prima con Scintille è l'unico collegamento intelligente. Ma infatti, io pensavo l'unico Romania quiz di perché intelligenza. mi è venuto in mente il paese che aveva meno sole tra Potrebbe questi. essere. Sentite questa. Vabbè. C'è un tempo per pescare e un tempo per asciugare le reti. Corea del Nord, Cina o Chioggia? Chioggia. Chioggia potrebbe essere. Cina, risposta esatta. Cioè 1-1. dai, 1-1. Cina, Certo che sì, certo che sì. Perché mi ricordo una volta stavo passeggiando nel mare di Taipei. Ma per piacere, ma va via. Sentite questa: chi ama il suo cane deve amare anche le sue pulci. Inghilterra, Congo, Guatemala. Beh, secondo me Inghilterra. Anche secondo me Inghilterra. E invece è il Congo. Io non so che cani abbiano in Congo. Non ho mai visto un cane congonese, non lo so. Comunque questo è un detto È un Congo. congane. Pensavo a quello dei Carica di 101 che si chiamava Pongo, ma Ma no, non è la stessa cosa. Provate a sentire questa: il chiodo che sporge va preso a martellate. Giappone, Cina o Leroy Merlin? Leroy Merlin. Il Giappone. Vai. Facciamo l'ultimo. L'ultimo, attenzione, questo è trabocchetto. Siamo pari, giusto? Sì, questo è trabocchetto. E il vin de casa non imbriaga. È un proverbio armeno, veneto o cinese? Attenzione, è trabocchetto. Cinese. Bravo, per quale motivo? Per le ombre cinesi. Le ombre cinesi. L'hai capita? Ombre cinesi. Hai capito? No, ma io non avevo risposto. Se io avrei risposto avrei Cosa avresti risposto? perso perché avrei detto armeno. Ecco, Armeno ci hai provato. Almeno tu nell'universo. Ho vinto io, grande Pippo. Ragazzi, ci siamo, è finito senz'altro domenica. È finito non solo senz'altro domenica di oggi. Ma anche la prima stagione di Senz'altro Domenica. Perché noi ci fermiamo un pochettino per la pausa estiva, ma ritorniamo a settembre. Esatto, come mi diceva sempre a scuola, ci vediamo a settembre. Esatto, tu hai una lunga esperienza. Sì. Voi continuate a seguirci live sui nostri social, ma noi abbiamo anche bisogno e piacere di fare un grande ringraziamento. Naturalmente un grande ringraziamento a tutta la famiglia meravigliosa di Radio Bella e Monella, che ci ha accolto a braccia aperte, è venuta qui a trovarci, ci ha sostentato, e poi tra l'altro possiamo anche dire che questa famiglia non è solo composta dalle persone che qui ci lavorano, ma anche dalle persone da casa come voi che la ascoltano tutti i giorni. Grazie. E allora davvero grazie. Noi vogliamo lasciarvi con le sagge parole di un proverbio irlandese che dice: le due migliori cure che ci sono una bella risata e una lunga dormita. Come sono d'accordo! E allora noi andiamo a letto, ci risveglieremo a settembre e torneremo a ridere tutti insieme. Ciao! Ciao!